La montagna ha restituito ancora dei corpi dopo i 5 austriaci ritrovati alcuni giorni fa e questa volta dal Col del Cuc, località di Serrin del Grappa. 7 caduti sono tornati alla luce ad oltre un secolo dalle dure battaglie della Grande Guerra che si sono combattute sul massiccio. In meno di un mese, quindi, 13 soldati sul Monte Grappa, a cui si aggiunge un soldato anche a Livinallongo del Col di Lana. In tutti questi casi purtroppo non si è riusciti a dare un nome al caduto, anche se in un caso i carabinieri forestali della stazione di Caprile avevano rinvenuto una piastrina identificativa, ma non si tratta di quelle incise come durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui dentro c'era un contenitore in metallo con il foglietto che purtroppo spesso con gli anni andava decomponendosi. I forestali di Fonzaso invece hanno rinvenuto resti non identificabili, informato il commissariato Norcaduti delle Forze Armate e provveduto al recupero dei corpi su autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Di solito, per saperne qualcosa di più, si cercano reperti che possono identificare di quale esercito sia il caduto. Se si è fortunati si può anche capirne il reparto. Oppure il tempo e la montagna non lasciano più tracce. Abbiamo infatti seguito con grande attenzione, come ricorderete, il recupero di altri 2 soldati, uno italiano e uno austriaco, nella zona delle Melette sull'altipiano d'Asiago, il che tra l'altro porta a 16 ritrovamenti in un mese, un numero notevole, probabilmente dovuto anche ai tanti sconvolgimenti della tempesta Vaia. Probabilmente, ad oltre un secolo dalla fine della Grande Guerra e con le nuove tecnologie a disposizione, sarebbe il caso di iniziare a raccogliere queste preziose testimonianze, oltre che con l'onore dovuto ai caduti di tutte le nazioni, anche con metodi archeologici per poter ritrovare un maggior numero di informazioni sulla vita e la morte di questi soldati, sulla scorta di quanto fanno le autorità inglesi o francesi sul fronte occidentale, perché questi caduti sono testimoni di una storia che va raccontata in tutti i modi possibili.